Rieccoci di nuovo qui in diretta su Sesta Rete, l'appuntamento domenicale con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Siamo ritornati, perdonateci per qualche mese di assenza dovuta al cambiamento totale della linea editoriale della nostra televisione. Voglio ringraziare naturalmente il nostro direttore Chris Grasso, voglio chiaramente ringraziare il nostro editore Mario Sorace. Siamo ritornati a grandissima richiesta, questa è la terza stagione di Penalty, raccontiamo il calcio in una maniera totalmente diversa perché parliamo solo ed unicamente di quello che insomma potenzialmente ne parlano poco in TV. Noi cerchiamo nel nostro piccolo di regalare informazioni più chiare e più possibilmente importanti per chi vive questa realtà sportiva. Saluto subito in postazione un nuovo debutto, questa è una redazione completamente rivalutata ed è pronto adesso al suo, anche per lui, non quasi debutto televisivo, quasi debutto. Un quasi debutto. Un quasi debutto, insomma, ha avuto anche già altre esperienze televisive. Parliamo di Antonio Borzì. Ciao Antonio. Ciao Ettere, ciao a tutti. Con lui chiaramente parleremo della prima categoria. È una categoria interessante perché ogni partita si vive sempre sul filo del rasoio, c'è sempre... E sono categorie dure, molto dure. Salutiamo a questo punto nell'angolo degli ospiti due carissimi amici, intanto subito il vice sindaco del comune di Mascalocia, Fabio Cantarella, delega allo sport. Sì, con delega allo sport. Sottolineiamola questa cosa perché è importante. E poi salutiamo anche il presidente del città di Mascalocia, Giovanni Spina. Ciao Giovanni. Buonasera. È andata male. Grazie. È andata male. È andata male. È andata male. Fa parte del calcio. Fa parte del calcio. Tempi duri per tutti, ci mancherebbe. Però so che state preparando, ecco spiegato la vostra presenza importante all'interno della trasmissione, un'iniziativa bellissima che è il torneo di Natale legato a delle categorie meravigliose che sono quelli dei pulcini, dei giovanissimi e degli esordienti. Sì, quindi insomma meglio di così, quando si parla di calcio si deve parlare anche di questa parte spensierata. Diciamo che è la parte più importante. La parte più importante. Perché loro è il futuro che avanza. È il futuro che avanza. Giustamente. Parleremo del campionato di prima categoria, però come al solito lo dividiamo perché essendo 8 gironi non c'è spazio per tutti gli 8 gironi, lo facciamo presentando 4 gironi in schermata e 4 invece con il commento veloce e sintetico di Antonio Borzì. I 4 gironi di cui non parleremo attraverso la schermata sono? Sono il girone B, il girone C, il girone D e il girone H. Per intenderci di chi parliamo? Siamo nella zona più o meno del trapanese e palermitano, ma abbiamo soprattutto in questi gironi una particolarità, ci sono stati molti scontri diretti. Sì? Per esempio nel girone B il Siculania si è affermato contro l'Eraclea 3-2, agganciando in vetta lo stesso Eraclea che prima era al primo posto. Benissimo. Altro scontro diretto nel girone D con il Merì che pareggia contro l'Iniziativa 1-1. Per i restanti gironi, il girone C e il girone H, invece abbiamo dei risultati che hanno rispettato il pronostico, quindi le prime squadre hanno sempre vinto. Possiamo conoscere i nomi delle squadre che sono in testa? Il Futura che vince e si conferma in vetta nel girone C, sì, e il Gela che vince e si impone 4-0. Benissimo, sintetico e preparatissimo il nostro Antonio Borzì. E allora a questo punto schermata con i risultati e la classifica del girone A di prima categoria. A Marsala, Borgata Terrenove batte Città di Castaldaccia 3-2. A Bagheria Partini Caudace 1-0. Bolognetto, Ezio Roma Calcio Isola 3-2. A Torretta, Isola delle Femmine batte Campobello di Mazzara 2-1. A San Giuseppe Iato, Iatina Promonreale Sparta Palermo 1-0. Equip Palermo batte Bonagia Sant'Andrea 2-1. Possiamo far partire anche la schermata tra qualche istante del girone A con il commento anche di Antonio. In testa abbiamo questa Borgata Terrenove. Si è confermata in testa, anche in questo caso sono stati rispettati tutti quanti i pronostici perché la Borgata Terrenove ha vinto contro la Città di Casteldaccia. Una grande attenzione però in una partita che riguardava la zona bassa della classifica, perché in prima categoria, come ben sappiamo, è fondamentale guardare sia le zone alte ma anche mantenere la stessa categoria per i sacrifici che si fanno, è molto importante. Giusto. Infatti c'è stata Lazio Roma che ha perso contro il Bolognetta, è uno scontro che non ha permesso a Lazio Roma di agganciare il Bolognetta nella lotta per i play-out.
Perfettissimo, passiamo adesso all'altro girone del campionato di prima categoria, parliamo del girone E dove abbiamo questo Trecastagni che sembrerebbe veramente di categoria superiore. Diamo subito il tabellino dei risultati di questa 12ª giornata. Trecastagni batte Aci Bonaccorsi 1-0. Aci Sant'Antonio Real Venerina 1-0. Desport Gaggi batte Aci Catena 1-0. Ionica Sporting Giardini 4-0. Calatabiano batte Lineri 3-1. Milo Russo Sebastiano 1-0. Robur batte Messina Sud 1-0. Sono già 6 punti di vantaggio del Trecastagni, un commento? È un Trecastagni Antonio? che viaggia spedito, in infatti. questo caso poca scaramanzia, ha vinto praticamente. Possiamo far vedere anche la schermata della classifica? Con i suoi 31 punti, 6 punti di vantaggio nei confronti della seconda. Da sottolineare però in questo caso la sconfitta dell'Aci Sant'Antonio contro il Real Venerina. Aci Sant'Antonio terzo che perde contro una squadra che sulla carta non doveva preoccupare la squadra di Aci Sant'Antonio. E io non sottovaluterei neanche il Milo, no? Che quest'anno probabilmente Il Milo ci prova in un certo senso, ma deve guardarsi come sempre, come abbiamo detto prima, anche ancora presto perché c'è sempre un calciomercato e quindi anche un piccolo innesto può cambiare la classifica.